tornare a Palermo dopo tanti anni? Ma avevo avuto l'opportunità di tornarci comunque, insomma, però è sempre una bella emozione, no? Palermo, al di là dell'aspetto calcistico, è una città meravigliosa. Trovo un clima in linea con quello che ho frequentato io, quindi però dai, è bello. E poi il contesto di questo tipo di calcio rende ancora più interessante, più emozionante il ritorno. È bello stare a contatto con i giovani. No, è determinante stare a contatto con i giovani, questo nel calcio ma nella vita in genere. Io credo che mi sembrerà una grande contraddizione dai giovani, uno ha la possibilità di imparare tantissimo, insomma, anche se spesso si crede il contrario, non è esattamente così, quindi vedere giovani stranieri anche, insomma, che vengono da altri paesi di ogni età, uomini, donne, è una sensazione veramente speciale. Qui ha trovato anche diversi amici, com'è il clima alla Cavera Academy? No, il clima è molto conviviale, quindi ho avuto l'opportunità, a parte Marco Amelia, insomma, che ogni tanto ci vediamo a qualche avvenimento, però ho avuto veramente l'opportunità di incontrare Giovanni Tedesco, il fratello, Giovanni che non vedevo da tantissimo tempo, e poi altri, insomma, diciamo così, che è un piccolo ritorno al passato. Lei a Palermo non ha vissuto, calcisticamente parlando, degli anni, dei momenti bellissimi, dei giorni bellissimi, però ecco, c'è qualche ricordo positivo che ha? No, ma guarda, io, chi mi conosce lo sa, io non sono una persona rancorosa e soprattutto so prendere da ogni esperienza anche gli aspetti positivi, come anche dalle belle esperienze so individuare quali sono stati i momenti negativi. Palermo era un momento in cui il calcio veniva fatto a certi livelli, i giocatori erano straordinari sotto l'aspetto tecnico, credo di aver potuto allenare per poco tempo uno dei migliori Palermo della storia, e non è andata come pensavo potesse andare per mille motivi, ma sarebbe anche ridicolo oggi ritornare su certi momenti. Rimane il fatto di aver fatto parte della storia di una società così gloriosa, così importante. C'è qualche calciatore del Palermo con cui è rimasto in contatto? Beh sì, insomma, più di tutti con Fabrizio Miccoli, ma lo ero già prima che io venissi a Palermo e anche dopo, insomma, Fabrizio è stato un figlioccio, diciamo così, perché vabbè, l'allenatore è stato quello che l'ha lanciato in Serie A, però al di là di questo aspetto sportivo ha sempre mantenuto un rapporto speciale con lui, con la sua famiglia, quindi ho condiviso con lui tante cose, anche quelle negative che l'hanno coinvolto, e non l'ho mai volutamente lasciare solo, perché il legame che ho con lui è realmente speciale. Guardando al Palermo di oggi che punta in alto, secondo lei cosa finora non è andata dopo la cessione al City Group? Ma guarda, stare qui in mezzo a un campo e dire quello che non è andato è la cosa più semplice del mondo. Fatto questo mestiere lo so, lo conosco, quindi a volte bisogna realmente capire le cause. Io per esempio non sono d'accordo con chi, questo mi sento dire, con chi considerava il Palermo una squadra che dovesse per forza vincere il campionato, però era ovvio che le aspettative, quelle giuste, legittime, erano di un campionato e di una fase playoff migliore di quella che è venuta fuori. Però non chiedetemi le cause, perché ripeto, il rischio è quello di dire delle stupidaggini, anche un pochino la forma vigliacca nei confronti di chi può sentirsi responsabile, quindi calcio questo, se perdevi la finale playoff era in B lo stesso, non cambiava niente, chi ha vinto la finale playout è in B lo stesso. Voi immaginate tra Spezia e Sampdoria, cioè quello che è stato il loro campionato, il prossimo anno si ripresentano a zero con nuovi propositi, nuove possibilità, quindi così va il calcio, quindi Palermo ripartirà per tornare in Serie A, perché è il posto dove credo
adesso non voglio dire debba stare perché è anche una parola eccessiva, però in un posto che può tranquillamente frequentare. Cosa ne pensa di Inzaghi come allenatore del Palermo? Allora, intanto faccio una premessa, che nel calcio non esiste nessuna garanzia. Questo non, perché io sono amico di Pippo, lo conosco, quindi l'ho incontrato anche in vacanza, però diciamo che tra le cose più sicure in riferimento a quello che è il suo passato, credo che diventa un allenatore ideale per poter raggiungere l'obiettivo, perché l'obiettivo del Palermo è solo andare in Serie A, poi se qualcun altro se ne vuole inventare altri non lo so, e credo che Pippo abbia avuto un passato in linea con queste premesse e anche promesse. Poi c'è il campo che è spietato, quindi i risultati diranno se la scelta di Inzaghi è giusta o no. Io credo di sì, però questo, ripeto, lo diciamo a luglio in un contesto dove non sentite un dirigente, un allenatore che non è convinto di far bene il prossimo anno. Ripeto, Palermo è una piazza, una città talmente importante che deve venire fuori prima o poi, insomma, da questa situazione, non voglio dire di appiattimento, però abbastanza normale. Palermo non è normalità nel calcio. Spostandoci di qualche chilometro, che ricordi ha Trapani? No, lì è un altro Quelli mondo. più belli. Trapani è tanto per me, è tanto perché dopo un periodo particolare della mia carriera a Trapani ho realmente ritrovato il gusto di allenare. Non che da altre parti non ce l'avessi, però lì ho trovato tanto a livello umano, tanto a livello di squadra, di società, di pubblico, di tifosi, quindi Trapani, sai, rimane in maniera indelebile uno dei momenti più belli della mia vita, ma per vita intendo non professionale, proprio in generale, insomma, quindi se mi parli di Trapani mi si apre il cuore subito. Dove merita di stare il Trapani, con Valerio Antonini che sta spendendo anche tanto. No, è meglio che non mi pronuncio. Grazie. L'ultima, una piccola cosa su Daniele Faggiano, un pensiero a Daniele. Daniele è venuto fuori intanto da una sua avventura personale, quindi è la cosa più importante, quindi ha avuto dei problemi di salute, credo che li abbia risolti e quella era la cosa fondamentale. E poi riparte da Salerno, una piazza che ha mille, un pochino come Palermo, no? Sono quelle piazze che vorrebbero una categoria diversa. La C è ancora peggio della B sotto certi punti di vista, però io credo che abbia le possibilità economiche, tecniche per poter centrare una promozione che, ripeto, non è semplice come può sembrare. Insomma, vincere la C è realmente una cosa molto difficile.